Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno dato il loro patrocinio all'evento: Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Siamo in diretta anche oggi dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo naturalmente il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi fin da ora per il vostro supporto. Salutiamo anche le insegnanti che oggi sono presenti, alcuni insegnanti che sono presenti qui in sala con noi. Il titolo di questa seconda edizione di quest'anno è Che gioia. Abbiamo deciso di approfondire questo argomento per cercare di capire che cosa sia la gioia e perché sia così importante trovarla o ritrovarla nelle nostre vite e quali ripercussioni l'assenza di gioia possa comportare nell'individuo lungo tutto il percorso della vita. Ci saranno vari professionisti che interverranno, alcuni li abbiamo già ascoltati nei precedenti incontri, altri li ascolteremo e cercheremo grazie a loro di capire non solo come possiamo migliorare la qualità della nostra vita, ma anche che cosa possiamo fare per migliorare il presente e il futuro dei bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che incontriamo come genitori, educatori, professionisti della cura ogni giorno. Come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e a tutti i professionisti del settore dell'educazione. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola a Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche giovanili per la famiglia e le pari opportunità e sociali. Grazie, benvenute e benvenuti a tutti da Vittorio Veneto. Come avete visto nel breve video iniziale, è una bellissima cittadina ricca di storia, di cultura, città della musica, una città nella quale con questo festival, questa seconda edizione del festival, noi stiamo cercando di seminare il concetto della necessità di creare anche cultura dell'educazione. Noi sentiamo fortemente la necessità di avere una comunità educante. È una necessità che in tanti educatori sentiamo, ma questo concetto della comunità, della necessità di avere una comunità, questa mattina ci è stata ribadita in termini anche diversi, anche dal dottor Gherardo Colombo, ex magistrato, che ha parlato, ci ha ricordato come l'essere comunità non possa essere solo e non sia solo un bisogno che noi sentiamo, un sentimento, ma sia anche un dovere sancito dalla nostra Costituzione. Ecco quindi che anche questo concetto ci avvalora, proprio ci incoraggia a continuare nel nostro lavoro che va in questa direzione. Noi sentiamo fortemente il bisogno di creare comunità perché viviamo come educatori tutti i giorni un gravissimo e un forte imbarazzo nel rapportarci con i giovani, nel vedere quali siano i problemi che questi giovani, questi bambini vivono, problemi nuovi, problemi che ci dimostrano come debba cambiare completamente il paradigma educativo. Ed è proprio affrontando questi problemi insieme che noi possiamo riuscire ad avere la forza per evitare ciò che ci ha detto la dottoressa Lucangeli e che dà un po' il tema a questo festival, e cioè l'incapacità oggi del nostro cervello di creare gioia.
Ieri sera il dottor Pellai ci ha spiegato come la felicità di fatto sia un sentimento che può essere, anzi che viene creato, che viene condizionato da elementi diversi. E ci sono diversi quindi tipi di felicità. Noi aspiriamo alla felicità vera, ma i nostri figli oggi, i nostri studenti, sono purtroppo, si trovano a dover sopperire con l'incapacità del loro cervello di creare la vera felicità, cercando di rifugio in quelle che sono gioie o felicità effimere. E da qui la nascita quindi di magari reazioni violente delle aggregazioni nelle famose baby gang, oppure del rifugiarsi, del tentativo di rifugiarsi di questi ragazzi, del bisogno di rifugiarsi di questi ragazzi in ciò che dà loro sollievo immediato, quindi le tante forme di dipendenza che anche in questo festival affrontiamo. Quindi è chiaro che è un lavoro di tutti ed è un lavoro ben finalizzato. Quindi io davvero vi ringrazio per aver accettato il nostro invito ad essere qua anche oggi, e direi anche che possiamo fare un plauso a tutti noi che abbiamo deciso di dedicare anche oggi qualche ora del nostro tempo a diventare sempre più educatori adatti a questo momento così difficile, questo momento che cambia. Quindi buon pomeriggio a tutti e grazie a voi per essere presenti. Grazie mille ad Antonella Caldart per il suo intervento e possiamo passare adesso a presentare l'incontro di oggi. Abbiamo la fortuna e l'onore di avere qui con noi in studio il dottor Ernesto Burgio, a cui ovviamente va il nostro ringraziamento per la sua presenza e la sua disponibilità. Ernesto Burgio è medico, pediatra e ricercatore, si è occupato essenzialmente di epigenetica del cancro e del neurosviluppo. È membro di importantissimi istituti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. È stato presidente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale, della Commissione Ambientale e Salute della Federazione Italiana Medici Pediatri e di molti altri prestigiosi comitati e gruppi di ricerca. L'intervento di oggi l'abbiamo intitolato "Tu chiamale se vuoi emozioni", perché ci interessa con il dottor Burgio approfondire proprio il tema delle emozioni, troppo spesso considerate qualcosa di poco conto, di poco importante, ma noi invece sappiamo, grazie alle numerose ricerche e agli studi in questo settore, che le emozioni sono importantissime per l'essere umano, possiamo dire almeno alla pari degli altri aspetti, per esempio della mente. Le emozioni possono determinare la nostra salute, il nostro benessere, ma possono determinare al tempo stesso, sul versante opposto, anche molti disturbi. E non possiamo quindi non dar loro la giusta importanza e in particolare prenderci del tempo per riflettere su quanto le emozioni possano condizionare la vita dei più giovani. Il dottor Burgio ieri, quando è arrivato, ci parlava di un'emergenza che ha a che fare con il mondo dell'adolescenza, e quindi oggi noi siamo qui per ascoltare il suo intervento. Lui si soffermerà soprattutto sugli aspetti più tecnico-scientifici di questo argomento, e più tardi, nell'intervento successivo, avremo invece una visione un po' più pratica che ci verrà portata dalla professoressa Lucangeli, sua collaboratrice. Lascio quindi la parola al dottor Burgio e mi metto anch'io in ascolto. Grazie. Bene, grazie per questo invito e grazie anche per la stima che avete nei nostri confronti, perché darci un argomento così impegnativo e così di grande responsabilità non è una cosa da poco. Io spesso parlo prima di Daniela, così io parlo, diciamo scherzando, ma mica tanto, che io parlo delle cose brutte, poi lei vi rianima dandovi delle possibili soluzioni e parlando di cose più belle, nel senso che indubbiamente quello che stiamo vedendo attorno a noi è un mondo molto complesso, molto critico, e i ragazzi ne stanno subendo le conseguenze più di noi, inevitabilmente. Ci sono due crisi in atto e prima di affrontarle dobbiamo anche fare un minimo di glossario insieme, perché giustamente
Abbiamo detto finora due cose importanti: uno, la crisi adolescenziale; due, non abbiamo sempre chiaro quello che si intende, per esempio per emozioni, per psiche, per cervello, per coscienza. Sono tutti termini che usiamo dando per scontato che c'è chiaro di che cosa stiamo parlando. Non è così. Le emozioni, in particolare perfino in ambito scientifico, nell'ambito della psicologia dominante, sono state lungamente trascurate come se fossero un aspetto secondario, e invece è un aspetto, una componente fondamentale del percorso, direi quasi evolutivo, non solo dell'uomo ma degli animali. Se noi ci pensiamo, cosa sono le emozioni? Ma le emozioni primarie, per esempio la paura, per esempio la collera, per esempio la gioia, visto che si parla anche di questo, anche se è già più difficile immaginare la gioia per esempio negli animali, tranne che in Walt Disney, ma non è esattamente quello che è la realtà della storia degli animali. Gli animali hanno vissuto per milioni, decine di milioni di anni le emozioni come la componente fondamentale ovviamente della loro vita e del loro percorso su questo pianeta. La paura, per esempio, che noi siamo abituati a considerare un'emozione negativa, è un'emozione importantissima perché ci ha salvato la vita trilioni di volte e prima di noi l'ha salvata agli altri animali. Che cosa è successo negli ultimi anni? Che la paura è diventata non più un'emozione utile, positiva, di fronte al pericolo più o meno percepito o visto, si può scegliere se rimanere, combattere o scappare. Questa è stata la paura per milioni di anni, non è più così. La paura è diventata uno sorta di emozione di sottofondo, si mescola ad altre componenti emotive come l'ansia, come l'angoscia. Non c'è un oggetto della paura, l'ansia, l'angoscia, ma non si sa neanche bene perché e di che cosa abbiamo paura. Ecco, tutto questo significa che da emozione utile è diventata un'emozione pericolosa, persistente, che crea un conflitto dentro di noi e che si contagia paradossalmente. Adesso è un termine, poi tra l'altro in epoca di pandemia parlare di contagi può determinare delle reazioni più o meno inconsce o più o meno consce negative, ma è così, nel senso che più si diffonde la paura, più la paura diventa potente. Ora, questo non è una cosa da poco, perché in questi 2 anni l'abbiamo dovuto riconoscere tutto questo, e probabilmente c'è anche qualcuno che lo vuole. Per questo dico, parliamo anche di ciò che non è del tutto evidente, ma che è importante, perché far vivere nella paura da parte di chi ha il potere, di fatto, è sempre stata uno degli strumenti fondamentali per condizionare la vita e quindi in fondo manipolare addirittura le coscienze. Allora, se voi vedete questa prima diapositiva e queste prime 2 che vi ho voluto mettere fin dall'inizio, sono 2 diapositive estremamente complesse, non state a perdervi nei dettagli, vi dico solo 2 o 3 punti che poi ci saranno utili per capire come abbiamo deciso di impostare questo discorso già nel nostro congresso nazionale qualche mese fa al CNIS, che è stato a Chioggia. E cioè la paura, la rabbia, la collera sono il portato di un percorso di milioni di anni, si chiama filogenesi, ora ci torneremo. Ma durante l'ontogenesi, che significa il breve periodo della vita fetale, neonatale del bambino, si deve imparare ad avere un equilibrio tra le emozioni e tra le parti del nostro sistema nervoso che sono alla base, all'origine delle emozioni. Le emozioni sono il prodotto di collegamenti tra le reti neuronali, tra il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, la parte, diciamo, del nostro organismo che chiamiamo normalmente componente o sistema endocrino. Quindi cosa succede al momento in cui ci troviamo di fronte a qualcosa di inatteso? Cos'è la sorpresa? Cos'è la paura? Che cos'è la reazione di collera? Ovviamente qualcosa che dobbiamo studiare attentamente. È utile guardare indietro nel tempo, per esempio gli animali? Vedremo di sì. È utile addirittura studiare la crisi dell'adolescenza guardando quello che avviene negli animali? Vedremo di sì. È utile, per esempio, studiare il modo in cui nel nostro cervello o nel nostro organismo le emozioni si formano a partire dallo studio degli animali? Vedremo di sì. Ora, non è del tutto scontato tutto questo, perché è qualcosa che è
sta emergendo dagli studi dei neurofisiologi, dei neurobiologi, dei neuropsichiatri anche infantili e poi addirittura dei fisici teorici. Non avremo il tempo di entrare in questi dettagli, ma abbiamo costruito un gruppo di ricerca all'Università di Padova in cui ci sono perfino i fisici teorici, perché più si studia il modo in cui il cervello reagisce di fronte agli stimoli della realtà, più capiamo che i nostri modelli sono antiquati. Allora, non potremo parlare di tutto oggi. Come lo canalizziamo questo discorso così complesso? Allora, vedete questa prima slide. Prima nota, vedete in basso abbiamo usato alcune immagini su cui torneremo rapidamente, che sono di 2 film. Uno è Matrix, lo vedete alla vostra destra, l'altro è Blade Runner. Quelli che hanno una certa età se li ricordano, sono stati 2 film interessantissimi. Io farei vedere questi film nelle scuole, perché sono film in cui, a mio parere, è messo in scena un dramma più che esistenziale, direi quasi metafisico. Blade Runner è la realtà nel film e nel libro di Philip Dick, da cui il film è stato ideato, in cui si vive in una società del futuro, che in realtà è la società di oggi, in cui la tecnologia ha prodotto delle realtà che sono al di là della natura, in questo caso ha prodotto dei replicanti, degli esseri che sembrano esseri umani ma non lo sono, sono come dei robot. Nel film quello che viene fuori è che paradossalmente chi li ha creati, una sorta di demiurgo, una sorta di inventore pazzo, ma attenzione, ci sono questi soggetti oggi, ha creato questi robot che a un certo punto si ribellano, diventano molto più simili all'uomo perché hanno emozioni e sentimenti. È possibile che le macchine, perché i robot sono macchine, acquisiscono addirittura emozioni e sentimenti? Questo è un tema fondamentale che nel futuro bisognerà dibattere e che oggi sfioreremo, ma che è molto interessante. L'altro, vedete Matrix, è collegato, anche qui c'è una realtà del futuro in cui il pianeta Terra è stato colonizzato da entità razionali che ci fanno vivere in una realtà di cui crediamo di conoscere l'essenza. In realtà questa realtà in un certo senso si è sovrapposta alla vera realtà che noi non riconosciamo più. Anche qui è il tema della manipolazione, del modo in cui il potere manipola la coscienza. E vedremo che tutto questo ha molto a che vedere con le emozioni, con la nostra possibilità di affrontare la realtà, e quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni in piccolo, in qualche misura, rappresenta un dramma in cui non siamo riusciti a orientarci proprio perché la nostra mente è troppo condizionata, per esempio, dalla paura. Allora, detto questo, ci sono 2 grandi crisi su cui stiamo molto lavorando. Una è la crisi dei primi 1000 giorni, non ne parleremo oggi, ve ne parlo solo così per riassumerla brevemente. È quello che succede nei primi 1000 giorni di vita, questo è lo studio dell'epigenetica di cui io normalmente mi occupo. Che cosa succede? Succede che il feto, l'embrione, il feto e poi il bambino nei primi 1000 giorni di vita si deve programmare e in particolare le reti neuronali, quindi il cervello, il sistema nervoso, sulla base di quello che sono le informazioni che gli arrivano. Se arrivano informazioni sempre diverse da quelle che sono arrivate per milioni di anni, chiaramente questo sistema si disorienta. I disturbi del neurosviluppo sono il prodotto di una sprogrammazione che avviene nei primi 1000 giorni. C'è una modalità di studiarlo, addirittura a livello di biologia molecolare, si chiama epigenetica. E ovviamente non è il tema di oggi, ma è importante perché questa prima crisi dei primi 1000 giorni porta a disturbi del neurosviluppo come per esempio i disturbi di spettro autistico, l'ADHD e altre situazioni dei disturbi in generale dei primi anni di vita che hanno molto a che vedere con le emozioni, perché sono disturbi in cui per esempio manca l'empatia, la capacità di riconoscere le emozioni dell'altro, anzi il cuore di questi disturbi è sicuramente un disturbo emozionale. L'altra fase critica su cui stiamo studiando da qualche anno e che adesso probabilmente diventerà altrettanto importante è la crisi dell'adolescenza. E qui lo dobbiamo affrontare insieme in altro modo. Cosa avviene durante gli anni che prima erano gli anni della pubertà,
gli anni 14-16 circa nel maschio, 13-15 nella femmina. Avviene, è sempre più presto, ormai di solito 11-12 anni, c'è già la crisi che potremmo chiamare prepuberale, ma che è la crisi dell'adolescenza. Il bambino, l'adolescente, deve andare incontro di nuovo a una riprogrammazione, fisiologicamente, perché cambia il quadro ormonale, perché cambiano tutta una serie di, veramente lo vedremo addirittura, di modalità in cui le parti del cervello si collegano tra di loro. In quel momento fisiologicamente l'adolescente tende ad affrontare, per esempio a cercare quasi le situazioni pericolose, deve essere aiutato ad affrontarle, non lo sappiamo più fare. Questo è uno dei punti fondamentali. Allora, questo è il grande quadro e per seguirlo vedremo che seguiremo da un lato quello che succede nella vita individuale, vedete in alto c'è l'ontogenesi, e lo faremo, vi dicevo oggi non è l'argomento, quindi lo lasciamo sotto traccia nello sfondo, ma dall'altro quello che è la filogenesi, cioè milioni di anni che ci hanno reso quello che siamo. Noi siamo ovviamente degli animali, siamo dei primati, siamo degli organismi complessi che hanno alle spalle milioni di anni. Non ce lo dobbiamo dimenticare, perché vedremo che è importantissimo tutto questo. Allora, queste sono le grandi coordinate, possiamo finalmente cominciare, diciamo, a trattare i punti essenziali. Vedete qui in queste prime immagini, questo è Blade Runner. Blade Runner è un film appunto di più o meno fantascienza, questo è l'eroe del film, va a caccia di questi replicanti che si sono ribellati, ma poi si rende conto che questi replicanti hanno quello che noi oggi diremmo un'umanità molto superiore a quello che lui pensava e sono per certi versi molto migliori di quelli che gli danno la caccia. E perché? Lui è chiamato a usare, questo è Turing, Alan Turing, grande inventore, grande personaggio, grande scienziato del XX secolo, che come vedete nel film utilizza un test che si chiama test di Turing per capire se il soggetto che ha di fronte ha emozioni. E l'idea del film di base è: questi replicanti non hanno emozioni, quindi il test di Turing ci aiuta a capire se sono replicanti o meno. Funziona? Beh, fino a un certo punto, perché nel film quello che si vede è che questi soggetti che sono i replicanti cui lui dà la caccia, in particolare questo che vedete qui che è il capo dei replicanti, in realtà hanno sviluppato una capacità di sentire le emozioni, di sentire il senso della vita molto più profondo di quello che sentano, per esempio, colui che li ha inventati e altri personaggi che adesso gli danno la caccia. Questo personaggio racconta a modo suo le esperienze drammatiche che ha vissuto e addirittura alla fine del film, che è una fine indimenticabile, salva la vita di quello che gli sta dando la caccia. Lui sa di essere arrivato all'ultimo momento della sua vita di replicante, sente il dolore, la nostalgia quasi, quindi sente delle emozioni fortissime e per di più, anziché vendicarsi di colui che lo voleva uccidere, lo salva. Ora, questo secondo me, al di là di tutto, è bellissimo, perché è un film di fantascienza di 40 anni fa, però si capiva che stava succedendo qualcosa nella scienza in cui ci si poneva dei problemi fondamentali. Quello che stiamo facendo con le nostre tecnologie molto avanzate è controllabile? È tutto positivo? Esiste una scienza bianca, una scienza nera? Dobbiamo stare attenti a tutto questo? Chiaramente addirittura poi la replicante che vedete qui di fatto diventa oggetto d'amore di colui che la stava cacciando, per cui si crea una situazione paradossale, perché l'amore è l'emozione, anzi il sentimento più profondo che lega gli esseri umani. Quindi saltano le categorie, ci disorienta tutto questo, tanto più che noi siamo abituati a considerare, come molti di voi immaginano, sanno e adesso capiremo insieme meglio, che la ragione viene normalmente considerata come la capacità dell'uomo di controllare le proprie emozioni e sentimenti e quello che dà la superiorità all'uomo stesso. È così? Probabilmente adesso vedremo non è così. È stato il cosiddetto errore di Cartesio. C'è un libro famoso di Damasio, un neuroscienziato, che si intitola proprio L'errore di Cartesio, nel quale Damasio fa capire
capire l'errore fondamentale di Cartesio e poi dell'Occidente è stato sopravvalutare l'evoluzione umana come evoluzione di una ragione superiore a discapito della parte emotiva, della parte emozionale, e questo ha determinato degli errori di valutazione. Se noi vediamo scienziati del Settecento, per esempio addirittura Linneo, quindi in epoca pre-evoluzionistica, avevano definito le forme viventi, e in particolare gli animali, come diverse dalle forme non viventi perché sentono, non perché ragionano, non perché capiscono, perché hanno la capacità di sentire. E Darwin stesso aveva descritto, e questo è interessantissimo, le emozioni degli animali come molto simili anche nella loro espressione alle emozioni dell'uomo. Queste sono figure, almeno in parte, tratte dai libri di Darwin e di altri di scienziati del periodo. Ora, questo è scienza? Lo si può veramente e profondamente capire? Beh, arriva un po' distorto, per esempio, da questi filmati bellissimi, secondo me comunque, di Walt Disney, in cui gli animali hanno emozioni, condividono la vita dell'uomo e, per esempio, guardate, nella nostra memoria Dumbo, per esempio, vi ricordate, la Sirenetta, hanno avuto un ruolo fondamentale. Ovviamente distorce un po' la realtà, perché quello che noi ormai sappiamo è che, per esempio, l'elefante assolutamente sì, è dotato di una grande capacità di vivere emozioni addirittura durature, di avere nostalgia, di soffrire per la morte dei suoi simili, quindi è molto vicino a noi. I pesci, per esempio, probabilmente no, è l'essere mammiferi che ha creato la capacità di emozionarsi e di sentire, perché è il legame tra i genitori e i figli che ha determinato questo. Questa è l'evoluzione. Allora questo significa che quello che ci rende umani, e vedete lo sguardo di questo orango, sono tutti filmati che ovviamente sono ai limiti, vogliono colpire, non vedete l'orango che guarda Tarzan, no? Però fanno capire che ci si rispecchia nel mondo animale, ci si riconosce e c'è qualcosa che veramente ci accomuna. Darwin aveva notato come le emozioni sono molto simili negli animali e nell'uomo, poi aveva notato, per esempio, e questo è stato poi visto ancora in tutti gli studi successivi, che tutte le culture umane esprimono le emozioni allo stesso modo. Ora, su tutto questo, capite, ci sarebbe moltissimo da riflettere, ma è interessante perché c'è qualcosa che significa che tutti gli esseri umani non imparano le emozioni dai propri genitori nel proprio contesto, è qualcosa di ancestrale, che si ripete. Il fatto di muovere gli occhi, le sopracciglia, le labbra, la mandibola, in un modo tale da assumere determinate modalità di espressione e di comunicazione, è qualcosa veramente di ancestrale. E si ripete tale e quale in tutte le culture. Allora, primo consiglio per gli acquisti, un libro fondamentale per spiegare tutto questo è questo libro di Panksepp, che è un neuropsichiatra tradotto in italiano, si chiama L'archeologia della mente, in cui questo neuropsichiatra fa capire come ci sia la possibilità di capire meglio le nostre emozioni e i nostri sentimenti studiandole a partire diciamo dall'evoluzione, evoluzione della specie, ma evoluzione delle specie. Per esempio, modelli, e vado veramente per come posso a fare una sintesi rapidissima del discorso di Panksepp, che ovviamente è molto più complesso. Vedete i rettili, vedete i mammiferi, un topolino, vedete i primati e l'uomo. Che cosa cambia? Cambia che si forma nell'ambito dei milioni di anni una sorta di gerarchia di livello nel sistema nervoso centrale e periferico, e nel sistema nervoso centrale le parti più antiche, che sono quelle del cervello cosiddetto rettiliano, sono presenti già nei rettili, ma non sono ancora capaci di emozione, sono capaci di istinti e pulsioni questi animali. Poi entra l'affettività, si crea la parte, diciamo, media del cervello, quello che fino a poco tempo fa si chiamava lobo limbico, circuito limbico, adesso lo vedremo molto rapidamente, e poi finalmente nei primati e nell'uomo si arriva a una prevalenza, e attenzione, questo è il punto su cui bisogna stare molto attenti, che è quella dell'ultima parte del cervello, quella più nuova, il telencefalo. Dico stare molto attenti perché non bisogna pensare che la prevalenza del telencefalo ci assicuri
ci garantisca un'evoluzione positiva, perché, e questo ve lo dico subito e poi ci torneremo, se il telencefalo, se la ragione diventa troppo dominante, si soffoca la parte emotiva, la parte affettiva, ed è proprio il labirinto della ragione, i circuiti della ragione che diventano pericolosi. Lo psicopatico, esempio classico, è il potente che non ha emozioni e sentimenti e può fare qualsiasi cosa, ne abbiamo avuti nella storia. Basta pensare a personaggi come Stalin o come Hitler e a qualcuno che gira ancora nel pianeta, e non voglio fare nomi e cognomi, che ha questa sorta di incapacità di sentire, di compatire, di sentire emozioni positive, amore per gli altri. È la ragione che prende il sopravvento. Quindi è una evoluzione positiva quella per cui la parte razionale piglia il sopravvento? Potenzialmente sì, se rimane in equilibrio con le parti più antiche. Ecco, questo è il discorso che fa Panskep, e adesso lo vediamo qua, per esempio, in questo schema. La parte cognitiva e la parte affettiva sono entrambe importantissime. Se la parte cognitiva, che diventa troppo dominante, spegne l'altra, è un disastro, ma se la parte affettiva, che rimane potentissima perché è quella più antica, perché è quella che addirittura ci portiamo dietro da centinaia di milioni di anni, non ha un equilibrio con la parte razionale, è comunque un disastro. Quindi è l'equilibrio quello che è importante tra le parti. Adesso lo vedremo. E di fatto altri psichiatri e antropologi famosi, questo è MacLean, hanno parlato della neocorteccia, del cervello, diciamo, dell'uomo moderno, come qualcosa che si sovrammette al cervello più antico, al paleocervello e all'archicervello, che sono le parti più antiche, ma rimangono come strati, uno sopra l'altro, che si equilibrano a vicenda, ma quando ne prevale uno sull'altro succede un disastro. Ed è quello che vediamo meglio raffigurato in questa figura, semplicistica ancora una volta, però interessante. Vedete la neocorteccia, la parte più razionale che domina e controlla, la parte centrale in cui le emozioni hanno la loro origine e la loro sede, e poi gli istinti giù in basso, le pulsioni. È l'equilibrio fra queste tre parti che dobbiamo raggiungere, altrimenti si spegne una parte, si spegne l'altra, arriva a prevalere eccessivamente la parte più, diciamo, nuova, beh, non è detto che sia un bene. Ora, su questa parte, il modo in cui ci si è orientati, si è studiato il cosiddetto circuito limbico delle emozioni nei decenni, non possiamo entrare qui in dettagli, però quello che abbiamo capito è che alcuni nuclei centrali, in particolare per esempio l'amigdala, che è diventato famoso dagli studi proprio sulla paura, sono dei nuclei antichissimi che hanno dei collegamenti sia col cervello più antico sia col cervello più nuovo, e che sono al centro di sistemi neuronali molto complessi che sono quelli della paura, e lo vedremo tra poco in modo più specifico. Ma allora, dicevamo prima, è possibile studiare le emozioni e i sentimenti negli animali per meglio capire il modo in cui questi si manifestano ed evolvono nell'uomo? Assolutamente sì. Quello che dice Panskep, andiamo a vederli, e lui descrive il modo in cui gli stessi circuiti neurobiologici e neurofisiologici sono presenti negli animali e nell'uomo. Letteralmente, quando noi sentiamo collera, per esempio, vengono attivati dei circuiti molto simili nel gorilla, ma addirittura nel topo, e nell'uomo. Questo è interessante perché significa che le vie neuronali, i circuiti neuronali sono conservati nella loro, diciamo, essenza per milioni di anni, e questo vedremo che è importantissimo. Guardiamo qui ovviamente la collera nelle immagini molto evidenti di questi primati, e vediamo questo quarto primato giù in basso. Il quarto primate giù in basso ha gli stessi atteggiamenti dei suoi progenitori, e non è che sia, voglio dire,
così automatico. Si è conservata questa sorta di bullismo, lo vedremo nei bambini in alcuni versi, ed è una cosa recente che emerga così, ed è legata ai modelli, per esempio ai modelli che possono essere televisivi, eccetera. Negli Stati Uniti in particolare, come vedete e come vedremo, tutto questo ha avuto un rilievo molto significativo. Quello che vediamo qui in sintesi è: alcune regioni del cervello devono essere in grado di controllare altre, ma ci deve essere questa armonia, questa possibilità di comunicare tra le varie aree del cervello, per cui non devono esserci squilibri. Cosa succede al momento in cui la parte più antica, che è potentissima, si libera dal controllo razionale, che è qui in questa immagine? Vedete cosa si vede ruotare sulla destra? È una storia drammatica delle neuroscienze moderne. Quando quest'uomo, che si chiamava Phineas Gage, all'inizio del 1800 ebbe un incidente terribile. Lui lavorava alla costruzione di una ferrovia negli Stati Uniti, una spranga praticamente gli attraversò l'orbita e il cervello. Cosa gli successe? Misteriosamente quest'uomo rimase in vita, ma cambiò completamente carattere. Diventò rabbioso, collerico, violento, mentre era una persona assolutamente mite. Ora, questo permise ai neuroscienziati di capire come erano collegati alcuni nuclei antichi che erano stati scollegati dal cervello nuovo. Ed era proprio questa perdita dell'equilibrio tra le parti quello che avveniva. Ecco, altro consiglio a quegli acquisti: se volete prendere questo libro di Dehaene, che si chiama I neuroni della lettura, è interessantissimo, perché a partire proprio dalla storia di Phil Gage, Dehaene ripercorre il nostro modo di capire non solo le emozioni, ma appunto il nostro modo di costruire il sistema nervoso e le nostre emozioni e la nostra, diciamo, mente in senso lato. Allora, studiamo adesso rapidamente alcune delle altre emozioni, in particolare la paura. La paura è veramente l'emozione fondamentale nella vita degli animali da milioni di anni, ed è, come vedete, nei nostri incubi, nei nostri sogni, e come vi dicevo, e non entreremo neanche qui nei dettagli, può essere per questo facilmente utilizzata da chi ci vuole manipolare, perché è un'emozione profondissima. Cosa succede? Perché la paura è così potente? Prima di tutto la si può facilmente studiare. Si mettono a giocare dei topolini in una stanza, se si inserisce non un gatto nella stanza, ma l'odore del gatto, si paralizzano. I topolini riconoscono quell'odore e tremano, sentono qualcosa che li spaventa a morte, è qualcosa di ancestrale, perché addirittura si è visto che animali posti di fronte, questa è in Australia per esempio, dove non ci sono più questi animali antichissimi, ebbene i conigli posti di fronte a questi animali si paralizzano dalla paura, non sentono odore qui, gli basta vedere l'immagine degli antichi predatori. Allora cosa entra in campo? Come un'attivazione di un circuito antico. Questo è il circuito della paura, il circuito legato all'amigdala. Poi in realtà sono più circuiti, ce ne sono due fondamentali, uno diretto e uno indiretto, ma qui appunto non è il caso di entrare in questi dettagli. Ma è qualcosa di molto antico, che ogni volta che entra in campo una nuova dimensione della paura collettiva si riattiva. Le paure ancestrali sono, per esempio, tanto per fare un esempio calzante, la paura della malattia, la paura dell'epidemia. Cosa è successo 2 anni e mezzo fa? Che di colpo la nostra vita è cambiata e quello che forse non si è potuto, saputo, secondo alcuni voluto fare, è comunicare nel modo migliore per poter superare insieme questa fase e affrontarla insieme. Mi riferisco anche ai ragazzi, perché alcuni dei nostri colleghi hanno sottolineato giustamente la sofferenza dei ragazzi in questi 2 anni. Ma perché? Perché non li abbiamo coinvolti, non li abbiamo aiutati a capire che questo fa parte della vita, che deve essere affrontato insieme. E qui sarebbe appunto da pensare più a fondo progetti su questo, perché non mi pare che abbiamo anche adesso superato il problema. Non abbiamo imparato molto dalla paura legata a questo tipo di situazioni. Allora, dicevo prima, qual è il problema? Appunto che la paura non è più utile
se si trascina per mesi, se non ha una causa significativa, se non ne capiamo il senso profondo e non la sappiamo utilizzare, o se si confonde con ansia e angoscia. Vedete l'urlo di Munch rappresenta questo, la paura che si è trasformata in altro, in angoscia, in ansia, in qualcosa che non ha un oggetto, che è la natura che è diventata terribile. Non è questo, è noi che non riusciamo più a starci e che viviamo, e la fine dell'Ottocento, come adesso vedremo da altri passaggi, è stato un momento chiave per rivelare attraverso l'arte, per esempio, la filosofia, questa grande contraddizione. Per esempio la separazione, l'abbandono. Questo è un altro circuito che c'è in tutti gli animali e studiandolo Panskep fa vedere come in tutti gli animali ha gli stessi nuclei che vengono collegati. Ma allora che cos'è che permette le emozioni? È qualcosa che ha a che vedere solo col cervello? E in mancanza di cervello quindi non si sentono le emozioni? Beh, in un certo senso è così, però non è del tutto così. Guardate questa bambina è un caso tristissimo e drammatico di idrocefalo, tale per cui lei praticamente si può dire non ha cervello, ma ha emozioni fortissime. Per esempio, se a questa bimba si mette in braccio un cucciolo, lei sente un'emozione fortissima. Quindi capite, dobbiamo cominciare anche qui a capire che probabilmente per questo lavoriamo a un modello diverso in cui non basta la biochimica delle emozioni o neanche l'aspetto neuroelettrico dei circuiti. Probabilmente quello che noi chiamiamo cervello, mente, psiche va studiato in maniera leggermente diversa. Oggi chiaramente facciamo, come dire, un quadro molto generale per capire la complessità, ma anche per cominciare a orientarci. Per esempio, guardate questo pappagallo. Il pappagallo quanti anni ha? Beh, lui singolarmente avrà 30 anni, probabilmente. Sapete che i pappagalli vivono molto a lungo. In realtà poniamo 90 milioni di anni, nel senso che sulla Terra i suoi avi sono da... Ora, lui gode delle carezze, ma non c'erano 90 milioni di anni fa qualcuno che gliele faceva. Che cosa si attiva? Cosa sta imparando questo animale di nuovo? Che cosa succede? Succede che dei nuclei particolari, che per ora chiamiamo nuclei del piacere o della ricompensa, sono fortissimi negli animali fin da probabilmente almeno 100-200 milioni di anni. Sono altrettanto potenti dei nuclei che costituiscono i circuiti della paura. Ora, se noi qui lo studiassimo, il circuito della dopamina, che è il circuito fortissimo del piacere, però adesso vedremo che Panskep lo descrive diversamente, questo è nel ratto e questo è nell'uomo. Sono gli stessi nuclei, circuiti molto simili. Ora, questo perché è interessante? Perché sono gli stessi neuromediatori, le stesse molecole segnale che vengono usate, gli stessi nuclei che si attivano. Perché? Perché se noi andiamo a vedere che cosa succede, capiamo anche da tutti i punti di vista quanto è importante studiare tutto questo. Guardate questo topolino. Se si mette un elettrodo nel cervello di questo topolino, proprio lì dove c'è questo nucleo centrale, che cosa succede al topolino? Il topolino muore. Non muore subito, ma muore perché non riesce a fare altro, perché di fatto lui continua a toccare la leva che gli permette di sentire questo piacere fortissimo. Non mangia più, non gliene importa più niente delle topoline, per lui il mondo è piacere provocato attraverso... Cosa significa questo? Che questo nucleo è potentissimo, questo circuito è dominante, è il circuito delle droghe, è il circuito dello shopping, è il circuito attivato da tutta una serie di comportamenti, è il circuito attivato, ragazzi ve lo dico e lo vedete immediatamente, ma vale per voi come per noi, è il circuito della addiction, della dipendenza. Il cellulare funziona così. Noi ci abituiamo a un certo punto e prima cominciamo e peggio è a questo circuito che entra, di fatto si attiva e attiva esattamente lo stesso circuito del pappagallino, del topolino, eccetera. Allora, cosa significa questo? Se i ragazzi sono abituati, i bambini, vedremo, mi pare di averla messa qui l'immagine del bambino classico che a 6 mesi viene dalla madre posto nella situazione in cui lui gode del poter giocare, le madri orgogliose, guarda, c'ha 6 mesi, manco sa muoversi, camminare e sedersi da solo e già manipola sta roba. Stiamo alterando i circuiti neuronali, sta imparando a muovere
e ad attivare da solo il circuito del piacere, che è potentissimo, prima di aver imparato a sedersi, prima di aver imparato a camminare o a parlare. Ora tutto questo altera il percorso, la filogenesi non è più rispettata, le tappe non sono più rispettate, è un esperimento che stiamo facendo molto pericoloso. Panskep per di più analizza questo sistema e dice: guardate che è molto più di quello che pensiamo, è in realtà il sistema della ricerca, è quello che ci permette di dare un senso alla vita. Quando è troppo potente si va nei circuiti fino al delirio narcisistico, fino all'amore di sé smodato per cui non si sente più niente per gli altri, si va verso la psicopatia, mentre se è troppo debole si va verso la depressione. Allora questo vale per tutti i circuiti. Quando si attiva troppo, quando non c'è più l'equilibrio, quando la parte, diciamo, tendenzialmente iperrazionale o iperattivazione di un sistema rispetto all'altro, quando non c'è più equilibrio tra le parti, succede che ci sono i cosiddetti disturbi della personalità. Tutti i disturbi neuropsichici sono anche disturbi della personalità. Il disturbo di personalità non è detto che venga classificato come malattia, ma in un certo senso può essere altrettanto pericolosa, perché per esempio la manipolazione tipica di alcuni narcisisti, come sapete, è pericolosissima e ha a che vedere con la psicopatia di cui parlavamo prima. E scherzando qualcuno aveva messo questo personaggio come emblema, e non è l'unico, però io continuo a pensare che ce ne sono tanti. Allora tutto questo, per tornare allo studio dell'adolescenza, è presente anche già negli animali, perché chiaramente questo ci aiuterebbe a capire come poterlo studiare guardando queste creature meravigliose. Io alcune volte, ricordo, mio padre era un grande pediatra, lui spesso diceva: io amo sempre di più gli animali e purtroppo spesso mi dico sono superiore a loro, li amo ancora più gli animali che non gli uomini. È una battuta triste, perché noi siamo animali, però cosa voleva dire? Voleva dire questo, cioè nella natura, gli animali vivono nella natura, le loro emozioni, i loro sentimenti, il loro modo di stare nel mondo ci aiutano a capire, perché noi siamo usciti dalla natura e spesso abbiamo perso il nostro, come dire, orientamento della natura stessa. Allora, qui vado ancora una volta più rapidamente che posso. Vedete queste immagini che sono arrivate su un giornale divulgativo come The Guardian? In The Guardian si vede, si racconta di una ricerca negli animali e si nota come alcuni dei comportamenti negli animali sono utilissimi, soprattutto le relazioni tra gli adolescenti e il gruppo. E se vogliamo capire quello che sta succedendo è da qui che dobbiamo partire, perché la crisi degli adolescenti è una crisi di relazione col gruppo, cioè con la società in cui vivono, con i genitori e con gli adulti che non possono capire perché, perché siamo noi che abbiamo perso in qualche modo la capacità di capire la loro crisi. Ora questo pure lo guardiamo un po' sorridendo attraverso Walt Disney, però per esempio in Walt Disney non è da sottovalutare. Vi ricordate Bagheera e Baloo, che sono i due amici di Mowgli? Beh, Baloo, che è quello più simpatico, però è pericoloso in un certo senso, perché non insegna a Mowgli a stare attento. E il vero maestro iniziatico è Bagheera, che ha presente il pericolo che è la tigre Shere Khan e cerca di far capire a Mowgli che la vita non è solo balletti e giochi. Ora, questo tra gli animali è importantissimo. Gli animali riescono a mettere in guardia i loro cuccioli, gli insegnano a combattere fin da piccoli. Ogni gioco ha un senso tra gli animali. Bagheera, quando vede che Baloo lo fa diventare un bambino a rischio, lo richiama violentemente e rimprovera Baloo, vi ricordate? Ora, tutto questo, studiando gli animali, ci permette di capire, per esempio, l'importanza, vado per sommi capi, qui della gerarchia. La gerarchia non è qualcosa di negativo, è importante che ci sia l'autorevolezza degli anziani, perché gli anziani che avevano l'esperienza nei gruppi vengono rispettati e hanno un ruolo importantissimo, l'abbiamo perso. Noi non diamo più valore a tutto questo, invece i cuccioli rispettano enormemente l'anziano, non solo quello che è più forte nel gruppo, ma quello che è più esperto, che sa, che conosce la vita e che mette in guardia, per esempio, dall'eccessiva diversità.
L'eccessiva diversità è pericolosa. Vedete quel gruppo di pinguini in cui c'è il pinguino colorato? Questo è un modo simbolico per dire tra tutti gli animali, ogni volta che c'è un comportamento un po' deviante, viene richiamato il cucciolo a un comportamento diverso perché mette a rischio la sua vita e quella del gruppo intero. Allora tutto questo ha a che vedere con dei comportamenti che noi stiamo imponendo, suggerendo, che sono pericolosi, solo che l'animale se ne rende conto. Adesso scherzando ho messo quella scimmietta che costretta a usare il computer reagisce in quel modo vistoso, lo vedete quella immagine che lo butta via. Ora, per noi è difficile, i ragazzi entrano da molto piccoli in un mondo in cui i device fanno parte della loro vita e il mondo virtuale diventa la realtà. Non hanno gli strumenti, e non glieli sappiamo dare, per uscire da questo. Questo qui non lo butterà più lo strumento, perché è entrato, ed è entrato molto a fondo in questo. Allora, è importante per noi capire anche nelle culture precedenti come tutto questo era stato studiato. La crisi adolescenziale è fondamentale. Il cammino iniziatico è il modo in cui in tutte le culture veniva rappresentato il momento della crisi dell'adolescenza. Era un momento di morte e rinascita, era un momento di riformattazione complessiva. La crisi dell'adolescenza è presente in tutte le culture. Qui vado molto rapidamente. Il confronto tra la generazione precedente e quella, diciamo, che sta emergendo tra i genitori e gli adolescenti c'è in tutte le culture ed è importantissimo, ed è un rapporto anche per certi versi conflittuale, lo vediamo anche nei miti rappresentato. Gli antropologi, per esempio questo è von Gennap, lo hanno sempre sottolineato: c'è un momento fondamentale della vita che è quello in cui i riti di passaggio sono importantissimi, è proprio il momento dell'adolescenza, in cui l'adolescente deve essere messo alla prova, deve acquisire coraggio, deve acquisire sicurezza, deve farsi un io, ma deve essere aiutato in questo. Questo è un punto fondamentale. C'era il maestro iniziatico nelle culture precedenti e nelle società precedenti. Ognuno di noi dovrebbe essere in grado di aiutare l'adolescente a orientarsi nella vita e a acquisire questa sicurezza, ma non siamo più capaci, non c'è più il maestro iniziatico, l'anziano che sa come orientarsi, anzi di solito l'anziano viene estromesso come se fosse portatore di una consapevolezza molto inutile in un certo senso. Allora, nelle culture tradizionali, e qui ce ne sono alcune estreme, ovviamente nessuno spera che ritornino come tali, nel momento dell'adolescenza, guardate quell'adolescente che deve buttarsi da alberi di 30 metri legando la propria caviglia perché deve acquisire coraggio e la liana arriva a 30 centimetri da terra con la fronte. Chiaramente sono esperienze drammatiche, però loro le utilizzano perché l'adolescente deve imparare attraverso prove durissime, ovviamente, prove che sono chiaramente controllate dal villaggio, ad acquisire questa coscienza. Ora noi lo facciamo con i nostri figli, noi tendiamo a dirgli, a limitare la loro libertà per rassicurare noi stessi, a non aiutarli ad affrontare il pericolo, e loro lo cercano il pericolo, ne hanno bisogno. Questa è una cosa importante, cioè l'adolescente si mette a rischio e vedremo che nel cervello dell'adolescente c'è un meccanismo per cui lui deve provare il rischio. Quindi il problema non è in qualche modo evitare che lui rischi, e fargli vivere situazioni in cui c'è un rischio sapendo di che cosa stiamo parlando e rendendolo consapevole, quindi, e riuscendo a fortificarlo senza arrivare agli estremi dei riti iniziatici di alcune tribù, che io qui ho messo proprio, ve le guardate, lascio le slide, non abbiamo il tempo di raccontarlo. Sono estreme queste, però sono indice di qualcosa che per millenni si è propagandato in tutto il mondo, cioè l'età dell'adolescenza è quello in cui si deve acquisire una consapevolezza, un coraggio, una capacità di affrontare le prove. Ci vuole qualcuno che lo capisca e che li sappia aiutare. Allora, tutto questo ha a che vedere con molte ritualità che stanno riemergendo, che avevano un senso che ormai è perduto. Per esempio il tatuaggio. Il tatuaggio c'è in tantissime culture antiche e fa parte di riti iniziatici e fa parte di un collegamento con una realtà superiore. Ora è rimasto, vedremo che è riaffiorato, privo di senso.
Non ha più senso, ma tutti si tatuano. Addirittura adesso ci sono famiglie intere quando si va in spiaggia. Il padre, la madre, i bambini, tutti tatuati senza nessun senso. Ora, tutto questo, in una coscienza profonda, fa capire la distorsione che sta avvenendo. Allora, il cammino iniziatico, riusciremo a tornare a capire il valore profondo che tutto questo ha nelle culture antiche, per cui di fatto l'adolescente deve in un certo senso passare attraverso delle prove e la nostra vita individuale è il viaggio dell'eroe. Nella psicanalisi, per esempio, dell'eroe, negli studi sull'eroe, si viene a far capire qualcosa che ancora una volta abbiamo perduto. Ogni vita è irripetibile, ogni vita è un'esperienza importantissima. Ogni adolescente passa attraverso un momento in cui sente la grandezza e deve essere aiutato ad affrontare tutto quello che avviene dentro di lui, soprattutto nell'immaginario. Questo nelle culture esiste, nell'immaginario collettivo era nelle storie, perché è importantissimo e si faceva fino a qualche decennio fa. Io ricordo quando ero bambino, mia nonna era tedesca, ci leggeva le fiabe di Grimm e noi le dovevamo mimare ma dove esiste ancora tutto questo? Si lascia che sia internet, che sia la televisione, non si vive più con la profondità che invece nella letteratura c'è dall'Odissea in poi. Dall'Odissea fino all'Ulisse di Joyce il cammino iniziatico è centrale. La Divina Commedia rappresenta un percorso ideale dell'anima che deve attraversare le fasi, anche conoscere il male, ma orientandosi, non avendo paura, ma non deve essere nascosta che c'è una dimensione oscura nella vita. Bisogna aiutare a capirlo, perfino Pinocchio è questo. Pinocchio era una favoletta? No, Pinocchio era un cammino iniziatico. Alla fine dell'Ottocento Collodi mette in scena un vero e proprio cammino iniziatico, in cui Pinocchio è il ragazzino che per diventare veramente uomo deve affrontare una serie di ostacoli, tra cui Lucignolo. Lucignolo è il suo alter ego che si perde nel mondo. Perché? Perché si lascia prendere dal mondo del balocchi. Ora capite che tutto questo è importantissimo e che dovremmo metterlo al centro dell'educazione come è stato per tanto tempo. Noi abbiamo chiamato B612 la scuola sperimentale, perché io avevo avuto l'idea del Piccolo Principe? Perché il Piccolo Principe è l'eroe che dovremmo riutilizzare anche a scuola, a mio parere, perché è un eroe positivo, rappresenta una sorta di bambino che si confronta col mondo degli adulti, che è caricaturale, e cerca l'amore. E lo trova dove? Nella saggezza della volpe. E la volpe gli fa capire quanto è importante dedicarsi a quello che sono, per esempio, la sua rosa, vi ricordate? Ora tutto questo può diventare importantissimo, lui viene da un altro pianeta, arriva sulla Terra, immaginiamo cosa trova oggi sulla Terra il Piccolo Principe, immaginiamo di raccontarla così, la storia, la geografia, questa è un po' l'idea di uno dei nostri progetti, vedremo se riusciremo a portarlo avanti. Mi avvio un po' alla fine raccontando quello che l'adolescenza è stato realmente per millenni e collegandolo a tutto quello che abbiamo visto. L'adolescenza è stata nell'Ottocento un periodo drammatico per la gran parte dei ragazzini. Noi banalizziamo, per esempio in Mary Poppins, quando c'è la storiellina dello spazzacamino, vi ricordate, eccetera, ci dimentichiamo che era la vita della gran parte dei ragazzini di quel periodo e c'era una vita drammatica che ancora adesso esiste. Si calcola che 3 ragazzini su 5 nel mondo, io dico adolescenti per intenderci, ma anche bambini alcune volte, vivono in condizioni drammatiche. Allora tutto questo è ovviamente male, ma è male anche aver tolto le prove e il significato della sofferenza e la capacità di capire che tutto questo fa parte della vita. Nel 1968 gli adolescenti o comunque i giovani avevano capito che la società moderna mancava di qualcosa e avevano in qualche modo reagito ribellandosi. Oggi si ribellano, ma non hanno più la consapevolezza del fatto che la loro ribellione è contro un mondo ingiusto, per esempio, violento. La guerra, che allora era la guerra del Vietnam, oggi è la guerra dell'Ucraina, allora era al centro delle riflessioni, delle reazioni dei giovani. Oggi no.
Oggi bisogna capire che non gli abbiamo dato gli strumenti per orientarsi, quindi abbiamo perso qualcosa, siamo arrivati a dei punti estremi, come per esempio gli hikikomori. Gli hikikomori sono veramente un emblema. In Giappone si parla di 1 milione di ragazzi, non si parla di migliaia, si parla di 1 milione di ragazzi che hanno problemi per cui vivono questa condizione di isolamento, ma non è ragazzini che non hanno coscienza o consapevolezza, no, anzi, sono ragazzini che non stanno più nel mondo perché non riconoscono attorno a loro un mondo in cui possano orientarsi, mettersi alla prova e capire. È diventato un mondo di formiche che corrono per lavorare. Molto spesso le città del Giappone sono diventate questo. Loro reagiscono rifiutando questo mondo e spesso sono proprio quelli più sensibili. Allora tutto questo, che lì è estremo, che in qualche modo è arrivato anche da noi, si parla di 100.000, 120.000 ragazzi che vivono in queste condizioni e sono ragazzi spesso dotati, non so se Daniela oggi ne parlerà, sono spesso dotati di una maggiore sensibilità e intelligenza. Allora, se noi tutto questo lo vogliamo non solo capire, non solo studiare, ma affrontare, bisognerà tenerne conto, altrimenti gli effetti rischiano di essere questi. Ora vi darò alcune cifre importanti che riguardano per esempio l'aumento dell'autolesionismo nei bambini, in particolare dei suicidi negli adolescenti. Negli Stati Uniti è diventato un dramma assoluto e quando adesso vi faccio vedere le cifre capite di che cosa sto parlando. E questa esposizione così precoce a un mondo che non esiste e a una facilità di elaborare dei comandi per entrare lì dentro rischia di essere una manipolazione pericolosa. Questo tipo di giochi, per esempio qui è Granny, un gioco delirante in cui il bambino deve imparare a uccidere la nonna assassina prima di essere ucciso da lei. Capite che questo è dilagato negli Stati Uniti, a giocare erano i genitori coi figli e i commenti sono tutti entusiasti? Ma vuol dire che sono matti, e infatti sono matti, cioè non capiscono più. Allora cosa sta succedendo nel mondo? Esiste ancora una realtà in cui poter riorientarsi? Esiste la possibilità di difendersi da questo immaginario? Guardate per esempio l'aumento nei giovanissimi del fumo di sigaretta, come viene potenziato da reclame come queste, e di fatto non serve mettere accanto una reclame come quell'altra, cioè i simboli di Camel e di Marlboro, che sono mostrati come per esempio collegati all'eroismo, non basta mettere accanto poi il risultato del fumo di sigaretta per esempio nei polmoni della gente. Ci hanno provato per esempio con Marlboro, vedete l'eroe di Marlboro, sempre con la sigaretta in bocca. L'eroe di Marlboro è finito così. È servito quanto l'immagine del cancro sui pacchetti di sigaretta. Non serve. Non serve perché di fatto è come se rimuovessimo le cose, perché siamo stati abituati fin da piccoli a vedere l'altra immagine e l'aumento continuo del fumo di sigaretta non più negli adulti, dove sta diminuendo, ma casomai un po' nelle donne, ma insomma sono aumenti ma negli adolescenti sono tornati l'aumento di uso di sigarette, di cannabis e di alcolici, soprattutto nei paesi anglosassoni. Ma quello che succede nei paesi anglosassoni poi si manifesta da noi abbastanza presto. Ecco, questi sono i tatuaggi di oggi, di cui vi parlavo prima, privi di qualsiasi valore, qualsiasi significato, sono pura distorsione e spesso puro, si può dire quasi esibizione di qualcosa che non viene più capito e più valorizzato. Guardate a cosa si arriva, lo sapete, ma insomma chi non ne vede continuamente in spiaggia di persone che sono così, e che modello sono questi? E poi il cyberbullismo non è un potenziamento del bullismo, è lo stesso discorso degli hikikomori, non è il prodotto di Internet. Internet è uno strumento che moltiplica questa tendenza o a isolarsi o a minacciarsi a vicenda. Allora tutto questo, vedete il gesto del bambino è molto simile a quello del gorilla e del pugile, chiamiamolo così, esibizionista di cui prima. E tutto questo ha a che vedere, per esempio, in alcuni libri che sono romanzi, però molto interessanti, Il Signore delle Mosche di Golding, che poi fu anche insignito di premi importanti,
Questo libro mette in scena quello che succede in una piccola comunità di bambini che per caso si trova in un'isola deserta. Basta che uno dei ragazzini ha comportamenti prepotenti e comincia a tirare dalla sua parte gli altri, che succede questo. Perché i modelli sono fortissimi a quell'età. Quindi di tutto questo dobbiamo tener conto, perché quello che sta succedendo negli Stati Uniti è emblematico, è drammatico, noi ancora questo non lo viviamo e attenzione, da noi arrivano le notizie delle stragi più grosse, quando ci sono 70 morti, ma in realtà se voi andate a vedere la lista delle stragi nelle scuole degli Stati Uniti degli ultimi 20 anni, è pazzesco. Cioè ogni settimana c'è qualcosa di simile e non se ne parla quasi più. E se voi andate a vedere questo, guardate gli Stati Uniti dove sono per questo tipo di violenza, questo è il dato più incredibile. 45.000 sono i morti ogni anno per omicidi e suicidi. E molti sono giovanili, soprattutto i suicidi. Se voi pensate che la guerra nel Vietnam ha fatto 55.000 morti nei 10 anni di guerra, capite che dovremmo cominciare ad affrontarlo tutto questo. Allora, e arriviamo veramente alla fine. Qual è il rischio? È per questo che secondo me è importante riflettere su tutto quello che abbiamo detto. C'è anche la possibilità che qualcuno, anziché affrontare tutto quello di cui stiamo parlando per superare questi drammi, lo usi come in alcuni film tipo Blade Runner, tipo Matrix, al contrario, cioè per creare veri e propri incubi, tenendo conto che in alcune ricerche ormai il cervello dell'adolescente viene riconosciuto come un cervello molto plastico, in via di riformattazione, va conosciuto, è utile capire cosa avviene realmente a livello neurofisiologico nella mente, nei circuiti neuronali del bambino. Quello che avviene è, ma fisiologicamente, che si spengono i sistemi di controllo, sono piuttosto deboli rispetto alla parte emozionale che deve emergere, deve ricalibrarsi. Il lobo frontale, per esempio, assume il controllo del sistema tardivamente, ma non perché è un errore della natura, è perché in quel periodo deve emergere un equilibrio diverso e i ragazzini devono mettersi alla prova, devono affrontare una serie di difficoltà, altrimenti si vanno a cercare altre difficoltà e altri rischi e altre situazioni di, per esempio, violenza, che sono invece puramente distruttive se non vengono veicolate. Negli studi sul cervello degli adolescenti ormai emerge che la corteccia prefrontale è fisiologicamente debole, nel senso che lascia lo spazio ad alcuni nuclei della base, per esempio l'amigdala, che diventa preponderante, il corpo calloso che si sviluppa dopo come controllo, come collegamento tra i due emisferi è poco sviluppato, il cervelletto, che è una parte che è stata anche quella molto sottovalutata, è stata considerata come una parte arcaica legata semplicemente al controllo del movimento, assolutamente no, è una parte antichissima del cervello che matura lentamente e che probabilmente ha un ruolo molto importante che solo adesso cominciamo a capire, perché per esempio nei disturbi di spettro autistico si vede che questi collegamenti sono alterati. Allora noi possiamo studiare tutto questo, ma dobbiamo inserirlo in un modello più, diciamo, complesso e complessivo. Non basta la visione dello psichiatra, del neuropsichiatra infantile, del pediatra, del neurologo, bisogna veramente avere il quadro generale, altrimenti si fanno errori che sono stati fatti anche dai grandi maestri. Per esempio in Freud l'idea dominante che il telencefalo, la ragione e l'io fossero la soluzione positiva e sotto c'è l'immagine di un inconscio ribollente nemico è pericolosa, perché ci fa vivere la vita come o noi sviluppiamo una ragione potente o altrimenti saremo preda dell'inconscio. Ebbene, è vero? Questo emerge per esempio in alcuni romanzi sempre dello stesso periodo. Nella slide precedente si vede l'introduzione all'interpretazione dei sogni, che è il primo grande libro di Freud. Ebbene, tutto questo emerge proprio negli ultimi 5-10 anni del XIX secolo e ci sono libri come per esempio Mr. Hyde e Dr. Jekyll, ovvero anche quello di Oscar Wilde, quello di Dorian Gray, in cui
questa storia dell'inconscio che deve essere dominato, altrimenti prima o poi chissà cosa succede, sono state importantissime, ma hanno determinato una sorta di lettura rigida, per cui l'uomo occidentale moderno è superiore agli altri, sono le conseguenze anche dell'impostazione di Cartesio, nella misura in cui la sua ragione domina su tutto, controlla tutto, le emozioni sono pericolose, l'inconscio è pericoloso. Per esempio, Freud studia il caso famoso di Schreber, che era un grande industriale che poi si ammala di schizofrenia, e lo analizza sulla base di queste sue coordinate e dimentica che Schreber, in questo libro che si chiama La famiglia che uccide, era figlio di uno psichiatra che torturava letteralmente i bambini con l'idea che il bambino doveva essere controllato, doveva essere indotto a potenziare la propria ragione perché le emozioni erano negative. E vi assicuro che questo era tremendo nei libri di infanzia. Io avevo questa nonna tedesca che era anche una grandissima persona, vi raccontavo delle fiabe, ma questo era un libro su cui verteva la cosiddetta black pedagogy dell'Ottocento, cioè ai bambini si insegnava: se non mangiate guardate cosa vi succede, se voi vi succhiate il pollice guardate cosa vi succede. Questa era un'immagine che io da bambino, per me era fonte di incubi, questa storia per cui arrivava il sarto, ti tagliava il pollice, tutto lo tenevi in bocca e cose di questo tipo. Allora da questo eccesso si è passato all'opposto. Adesso non si tende a dire ogni educazione repressiva è pericolosa. Questa educazione repressiva ha determinato cosa? Ha determinato il fatto che un'intera generazione è stata dominata probabilmente, non è stata l'unica causa, ma è una causa importante, da questa logica per cui la ragione deve dominare, le emozioni sono debolezza, le emozioni sono in qualche modo negative, bisogna portare... Ma è il nazismo... Non è, come alcune volte si pensa, la bestia che emerge, le emozioni lasciate in libertà, è la ragione che diventa dominante e nega qualsiasi valore alla parte profonda emozionale. Questi psicopatici sono in grado di uccidere milioni di persone senza sentire niente e i tedeschi attorno a loro sapevano. Questo è il mistero. Come abbiano potuto ottenere, e attenzione, queste sono le ultime slide, perché questo è un incubo che speriamo non torni, perché potrebbe sempre tornare, perché il potere gioca su questo tipo di condizioni per cui dobbiamo essere sempre vigili. Qui è la ragione senza emozioni, senza sentimenti, senza equilibrio. Qui prevale la ragione pura, che è la ragione di Stato, la ragione della Germania che deve diventare il Reich millenario, la ragione portata agli estremi, per cui personaggi come questo, no? La banalità del male di Eichmann, si giustificano dicendo: io ho fatto il mio dovere, mi è stato dato questa indicazione. Attenzione, negli Stati Uniti negli anni 50 hanno fatto degli esperimenti che ci fanno capire come tutto questo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ormai tutto questo era noto, diciamo, nelle scuole degli Stati Uniti hanno dimostrato che è ancora possibile. Questi sono esperimenti famosi degli anni 50, ragazzini che erano inseriti in un esperimento in cui dovevano usare degli stimoli elettrici, ovviamente non era vero, ma loro credevano di sì, per far soffrire i propri compagni, ed era premiato quello che aveva la forza di farlo perché stava insegnando qualcosa agli altri. Lo facevano e si giustificavano dicendo: io lo facevo per il loro bene. E questi stessi ragazzini dopo pochi mesi imparavano a diventare così. Ora, questo è studio del potere, tutto questo può tornare, tutto questo riuscire a rendere insensibili, tutto questo vivere in condizioni, questa è una cosiddetta utopia o distopia negativa, no? Vi ricordate 1984, questi romanzi che sono romanzi degli anni 30-40, indicavano questa possibilità che si crei una società del controllo totale, in cui la ragione diventa talmente dominante che le persone vivono sotto un controllo totale, no? E allora tutto questo può verificarsi
Può esserci qualcuno che lo vuole veramente costruire? Queste sono solo distopie romanzesche? Beh, non è del tutto così. Quello che è il timore da parte di chi sta analizzando quello che succede è che le condizioni di paura vengano indotte per riproporre una situazione come questa. Non se ne esce se in qualche modo non capiamo che bisogna stare attenti. Perfino la scienza, che è diventata quasi la religione del XXI secolo, no? Tutti si aspettano che sia la scienza a risolvere tutto. Attenzione, può essere usata molto male la scienza. C'è una scienza nera, non bisogna avere fiducia totale nella scienza. La scienza ha grandi potenzialità sia positive che negative, bisogna avere consapevolezza di questo, soprattutto se la scienza diventa, per esempio, ancora una volta, costruzione di robot, di persone che non hanno più emozioni e sentimenti. Dove c'è l'emozione ci si salva, dove la ragione, come invece alcuni di questi signori si auspicano che diventi la società del XXI secolo, attenzione, pericolo. E concludiamo proprio con Matrix. Vi ricordate che la prima diapositiva era da un lato Blade Runner, questo mistero per cui in realtà costruire robot è fallito perché in realtà perfino i robot sviluppano emozioni. Matrix è l'altro, secondo me, film interessante da questo punto di vista. Vi ricordate il racconto di Matrix? Il racconto di Matrix è stata costruita da qualcuno, una realtà quasi da incubo, per cui poi, per fortuna, qualcuno resiste. Vi ricordate, il personaggio fondamentale è questo giovane che viene chiamato da un iniziato, da un maestro iniziatico che si chiama Neo, che gli fa vedere attorno, guarda che la realtà in cui viviamo è una realtà distorta, qualcuno ha proiettato sulla realtà per quella che è una realtà distorta, virtuale, social network, ovviamente fino all'estremo, una società che si è sovrapposta, tu non ti rendi conto del dramma che c'è dietro, bisogna svegliarsi. E c'è la scena madre del film in cui gli fa vedere la pillola celeste e la pillola rossa. Scegli, vi ricordate? Cioè scegli la luce o il buio, per intenderci. Scegli di combattere contro l'ipocrisia, contro il controllo, contro il dominio. La cosa pazzesca è che questo, che nel film è chiarissimo simbolicamente, oggi venga usato addirittura da reclame come queste, in cui la pillola azzurra viene associata al Viagra. Capite dove siamo arrivati? E in cui si parla al contrario che la salvezza è la pillola, in questo caso addirittura rossa, che permette di fare cose pazzesche come questo volare al di là, come nel film Matrix invece lo si ottiene liberandosi da un certo tipo di circuito razionale. Allora, quello che stiamo cercando di capire insieme. Le emozioni sono fondamentali, ma sono quelle naturali, quelle fondamentali, quelle che sono per milioni di anni hanno permesso a tutti gli animali, compreso l'uomo che comunque è anche un animale, di vivere, di sentire, di creare una società positiva. Se viene tutto questo controllato e trasformato in una sorta di realtà in cui la ragione viene dall'alto, viene imposta, viene controllata, addirittura con una tecnologia esuberante che fa vivere nella paura, beh, tutto questo, attenzione, dobbiamo veramente fin da adesso prenderne coscienza e affrontarlo e capire che molto spesso i ragazzi vivono una crisi perché sentono che c'è qualcosa di pericoloso attorno a loro e bisogna aiutarli, non è che sono loro che sbagliano. Se ci sono 1 milione di ragazzi chiusi che non escono più dalle loro case in Giappone, bisogna capire che loro ci stanno dando un messaggio. Questa società sta diventando pericolosa, noi non ci vogliamo stare, noi vogliamo uscire, noi vogliamo tornare a una realtà diversa. Costruiamola insieme però e cerchiamo insieme di chiederci quello che sta succedendo, anche perché, a mio parere, esagerando, questi psicopatici di cui abbiamo visto, ci sono anche oggi, vogliono le guerre, vogliono al limite perfino malattie o comunque tecnologie che sono pericolose. Dobbiamo stare attenti a tutto questo, come dobbiamo stare attenti a quelli che invece, circuiti di disinformazione totale, mi riferisco a circuiti che avete sentito anche voi in questi 2 anni, perché la paura produce questo, come i no mask, i Novax, quelli che negano l'esistenza stessa delle pandemie, insomma un minimo di chiarezza, di equilibrio. E come si fa? Non con la sola ragione.
la via delle emozioni è la via, secondo me, più sicura. E adesso io questo grande quadro, il modo in cui lo stiamo studiando, il modo in cui stiamo studiando le radici di questa crisi, ve l'ho fatto. Ora Daniela fra un'ora vi parlerà di quello che sono le prospettive positive. Come possiamo far sì che nella scuola si esca dai cortocircuiti emozionali, da una scuola che giudica e basta, perché la scuola è un luogo in cui veramente si può fare la differenza, è quello il periodo essenziale. E bisogna partire dalle prime scuole, dai primi anni, e farle diventare un luogo in cui il Piccolo Principe può diventare lo strumento per fare cultura vera, un'esperienza di un bimbo che viene da un altro pianeta simbolicamente, o lo stesso Pinocchio che attraversa una serie di fasi e impara a essere un bambino libero. Allora a quel punto, secondo me, in questo modo si può veramente aiutare in quel periodo della vita fondamentale che è l'infanzia e l'adolescenza. Altrimenti rischiamo di diventare strumenti di una società che sta rischiando di distruggere il pianeta e che rischia di perpetuare un cortocircuito puramente razionale. Questo è un po' il messaggio che stiamo cercando di portare. Grazie mille, dottor Burgio, per questo intervento che è stato, penso, illuminante per tutti noi. Io personalmente non smetterei mai di ascoltare le sue parole così interessanti. Non ci sono in questo momento domande che vogliono porre da casa, così una considerazione che magari poi ci riporterà anche all'intervento con la professoressa Lucangeli. Penso che dobbiamo quantomeno prendere consapevolezza dell'importanza delle emozioni, soprattutto quando ci troviamo ad essere protagonisti nella relazione con i più piccoli, e quindi stare anche forse bene con le nostre emozioni, sapere che anche le nostre emozioni hanno un peso nella relazione e quindi ci permettono forse di sviluppare anche quel senso di empatia così importante poi nella relazione di cura e nella scuola. Poi lo approfondiremo, penso, con la dottoressa Lucangeli. Vorrei fare ancora un'ultima constatazione: soprattutto non pensare che esista una normalità acquisita e una patologia in chi soffre, perché la logica per cui l'adolescente hikikomori o diciamo l'adolescente con problemi è quello che va curato è assolutamente non corretta. Bisogna fare la prevenzione primaria in un certo senso, bisogna affrontare molto prima tutto questo, perché a noi capita, soprattutto con i miei colleghi pediatri, perché io anche se adesso mi occupo di ricerca da 20 anni comunque nasco pediatra, ci è capitato fino all'altro giorno a Bari a un congresso di avere una collega che dopo tutto questo che abbiamo cercato, ha detto sì vabbè, ma dei farmaci da dare per fare in qualche modo uscire da queste crisi gli adolescenti, perché non si prova a trovare dei farmaci? E perché non si dosa il litio, che almeno sappiamo se per caso non basta dare un po' di litio? Ora, io dico, collega che dice questo è emblema di un gruppo di persone che sono fondamentali, che sono i pediatri, che dobbiamo ancora una... Ecco, per dire che non è un problema di ignoranza, perché è un problema proprio di prospettiva diversa. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno di riorientarci in una realtà complessa e di non dare per scontato le categorie che sono oggi dominanti. Proprio è una revisione totale, veramente una riformattazione del modello. Grazie ancora davvero a Ernesto Burgio per la sua disponibilità e per questo intervento. Io porto anche un saluto da parte del dottor Roberto Rigoli, direttore del servizio sociosanitario dell'ULSS 2, che avrebbe dovuto essere presente e che ovviamente si scusa per non poter essere qui, e ringrazia il Comune di Vittorio Veneto e l'assessore Caldart per l'organizzazione e la sensibilità dimostrata nell'organizzare questo festival. Chiaramente il dottor Rigoli saluta anche il dottor Burgio, che apprezza per la sua professionalità. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche vi ringrazia di cuore anche per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e vi aspettiamo alle 17:30
con Daniela Lucangeli, con l'incontro che ha dato il titolo a questa seconda edizione del festival, Che gioia. Quindi ci rivediamo tra poco e infine ricordate anche che alle 20:30 ci sarà poi Stefano Vicari con l'incontro intitolato Felicità, no grazie. Grazie ancora professor Burgia, arrivederci a tutti e grazie per essere stati con noi.